Una legge, la 194 del 2015, ha istituito la Giornata Nazionale della Biodiversità. Il 20 maggio in Italia si fa il bilancio delle iniziative e degli impegni presi a favore della salvaguardia di un patrimonio non solo agricolo ed alimentare, ma culturale. Veneto Agricoltura, ente operativo della Regione Veneto, da tempo si occupa della conservazione delle razze animali e delle varietà vegetali tradizionali a rischio estinzione, sia incentivandone la produzione che la diffusione attraverso un accompagnamento diretto con gli istituti agrari. Gli istituti tecnici poi sono coinvolti proprio anche nella conservazione, quindi gli si insegna non solo il valore della biodiversità, ma gli si insegna anche come allevare, come coltivare le varietà, le razze antiche che erano presenti nel territorio. Gli si insegna la storia di queste varietà, di queste razze e le loro caratteristiche che sono tecnologiche da una parte, quindi su come dovevano essere trattate per avere le migliori performance, e sia per conoscere quelle che sono le loro caratteristiche nutrizionali e nutraceutiche. Alla fine la gran parte di questi prodotti va a finire sulle nostre tavole. Colture e razze che nel tempo per ragioni economiche sono state soppiantate da scelte più performanti sotto il profilo quantitativo, ma la biodiversità, proprio nella sua ricchezza di caratteristiche e proprietà nutraceutiche, è un valore da recuperare anche sotto il profilo della salute. Quanto è importante coinvolgere il consumatore in modo che dia la linfa necessaria, cioè deve essere una collaborazione tra chi produce e chi consuma. Deve esserci una collaborazione, una vera e propria collaborazione fra chi produce, direi anche chi trasforma e poi chi consuma. Questo perché? Perché fondamentalmente occorre far capire ai consumatori che a volte si può mangiare un pochino meno, e però mangiare meglio, ovvero sia mangiare più diversificato, più collegati al proprio territorio. Diciamo che il vino fa da apripista in questo settore qui. Il vino è già da anni che è dove esistono vere e proprie DOC, DOCG, e quindi delle denominazioni che vengono indicate con precisi protocolli e legate a particolari vitigni che sono presenti nel territorio già da tanto tempo e quindi sono legati alla storia. Per quello che riguarda invece il resto dell'agricoltura, ed è molto, pensate alle razze bovine, alle razze ovine, a tutte le galline, a tutti gli avicoli, e poi anche al mais, al grano, alla frutta, alla verdura in generale, lì ci sono storie per ogni varietà legata o collegata col territorio.